Aggettivi qualificativi, parte sesta. Come si formano i femminili e i plurali utilizzando il maschile. Per gli aggettivi qualificativi terminanti in "a" si forma il femminile in modo invariato. Esempio, bamba rimane bamba e rimane bamba anche al plurale. Bauscia, bauscia, bauscia. Per gli aggettivi terminanti in "vi" si aggiunge "a", neuf, neuva, rimane invariato il plurale, neuf. Veduf, veduva, veduf, invariato il plurale. Se il maschile italiano termina per "uo", nel milanese si elide la "v" e si aggiunge la "oa". Continuf, continua, rimane invariato il plurale. Quelli uscenti in "ö", al femminile singolare si aggiunge "la". Crudarö, crudiröla. Rimane invariato il plurale maschile, varia il plurale femminile. Marsirö, marsiröla, crudirö, crudiröl e marsiröl.